No! Non ci posso credere! Guardate! Guardate là! Guardate! Poveri figli miei! Ma non è possibile! Padre mio! E invece è la realtà! Gli uomini si stanno perdendo! Non hanno più paura di nulla, combinano solamente guai su guai, peccati su peccati. Ormai è la natura dell'essere umano, non c'è più nulla da fare. E con questo che vorreste dire, San Pietro, che la colpa adesso è mia? No, no, Padre nostro, no, Dio immenso, non erano queste le mie intenzioni, mi sarò sicuramente espresso male. Volevo solo farvi umilmente notare che lì, sulla terra, ormai da tanti secoli, succedono purtroppo sempre catastrofi, disgrazie, guai su guai. E allora insisti! Insomma, tu vuoi dire per forza che la colpa è mia? No, no, Dio mio, no. Forse ho capito, è meglio che rimanga il religioso silenzio. Io invece sono molto preoccupata. Madre mia, di che cosa? Ma come di cosa, Gesù? Gli uomini e le donne della terra non credono più con queste disgrazie che stanno succedendo. Non pregano più. E la cosa peggiore è che stanno perdendo la fede. Madre, ma cosa volete dire? E lo so io cosa vuole dire, ma mi sembra che tutti quanti dite la stessa cosa. Dico bene, San Pietro? Io stavolta non ho espresso una parola. Notizie, 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 Angioletti! notizie. Bene! E ci sono notizie buone o cattive, Angioletti? Notizie fresche, ma brutte purtroppo. Perché? Cos'è successo? Avanti, parlate! Parlate pure, Angioletti, senza temere, no, parlate. Dio, Maria, Gesù e San Pietro. È successo un terremoto devastante, proprio qui, Dove? in Indonesia. Una cosa terrificante. Oh, mamma mia, in Indonesia! No, ma perché? Ma cosa dici? Cosa dici? È proprio quello che ho detto. E lo vieni a dire qua, di prima mattina, in paradiso? C'è modo e modo. Noi le notizie le diciamo quando succedono, in tempo reale. Live! E va bene, cari Angioletti. Grazie per la notizia. Adesso andate pure. Arrivederci! 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 Arrivederci!
Arrivederci e teneteci informati. Madre mia, che volevate dire prima? Ma è semplice. Gli uomini e le donne, con questi terremoti, maremoti, epidemie, credono tutti che siamo noi che li mandiamo da quassù. Come? Da quassù? Noi poi. Sì, ma è semplice. Tutti pensano che siamo noi, mio Dio, che mandiamo queste disgrazie. Ma Oh! Ancora! Maria, cara, adesso che ci metti pure tu, anche tu vuoi dire che la colpa è unicamente mia? Ma no, mio Dio, io lo so che la colpa non è tua. La colpa è degli uomini che stanno rovinando e distruggendo tutto quello che tu gli hai donato. È vero, verissimo. Gli uomini inquinano i mari, distruggono le foreste e a volte fanno morire la gente di fame. E tutto questo non è più ammissibile. Lo vedete che se vi sforzate, lo dite anche voi. Insomma, alla fine lo ammettete che la colpa non è mia. Padre, Dio Altissimo, sono stato nella stanza dell'ascolto e ho sentito le preghiere, le voci degli umani e tutti, vi posso assicurare, tutti invocavano il vostro perdono. Ma se gli umani invocano il vostro perdono, Padre, è perché sicuramente sono convinti che siete voi a mandare tutte queste tragedie, anche se noi sappiamo benissimo che voi non c'entrate nulla. Ma io non gli ho mandato niente sulla terra. E come potrei, dopo aver creato tutto per gli esseri umani? Sono loro che stanno rovinando tutto. Purtroppo Non si amano più. Le famiglie stanno scomparendo. Non c'è più amore per niente. Io vedo in giro solo guerre e tanto odio. Purtroppo. E ogni giorno è sempre peggio, mio Dio. Purtroppo.
Dobbiamo fare qualcosa. Li dobbiamo aiutare. Gli uomini si sono persi nel mare dell'abbondanza, nei facili consumi, nell'egoismo, nella malvagità, nella corsa al potere. Io sono d'accordo con Gesù, li dobbiamo aiutare. Dio, Padre Altissimo, ma perché? Perché non li volete aiutare agli uomini? E adesso basta! San Pietro, Maria, Gesù, sapete che vi dico? Io mi sono stancato ed è meglio se me ne vado. Stamattina vi siete fissati con me, ma guarda un po'. Ma guarda un po'! Ma no, mio Dio! Ma no, padre! Padre! Ma dove Padre! Gesù! Madonnina! Dio! Ma mi lasciate qui solo in paradiso! Va bene, con le chiavi. Chiudo io. Come sono contenta! Come sono contenta! Sto vincendo io! E per Natale ho una bella sorpresa per gli umani! Uno bello tsunami! Che goduria! Un grande maremoto! Una cosa grossa che farà parlare tutto il mondo! Ho detto di no! Questo non lo voglio fare! Va bene, abbiamo capito, ma non c'è mica bisogno di gridare. Padre, la verità è che siete troppo agitato e nervoso. Vero, verissimo. Dio Santissimo, oggi, come dire, siete particolarmente nervoso. Volete che per caso vi prepari magari una bella camomilla con le mie mani? Non voglio niente! No! Notizie! Notizie! Ancora! Notizie! Cari angioletti, che è successo questa volta? Siamo venuti per dirvi che il terremoto in Indonesia ha causato un sacco di morti e per lo più bambini. Ah, poveri loro! Però il numero non ve lo diciamo. E si può sapere il perché? Come perché? Perché voi già lo sapete, ma è normale. Voi gliel'avete mandato il terremoto, no? E dalle! Ancora! Adesso vi ci mettete pure voi! Io non ho mandato proprio niente sulla terra! È chiaro? La dobbiamo smettere con questa storia! Ma chi è che mette queste voci in giro? San Pietro! Ma che dite? Ma quando mai? Vi siete sbagliati! Allora avevo ragione! Sei stato tu! No! E io lo sapevo! Fedentone! No, padre! Ma cosa dite? Pietro, non vorrai mica dirci le bugie qui in paradiso, spero. No! Pietro, Sì, Madonna! non ti permettere. Guardate,
non ho detto bugie, è che le cose non sono come le dicono loro, ecco. E allora com'è? Ma smettetela, ma perché non ve ne andate? Le avete detto, adesso andate a giocare. È stato San Pietro! È stato San Ma Pietro! smettetela! Ma no, pensateci voi. Venite, angioletti, venite. Quando ve l'ha detto San Pietro? Ve lo ricordate? Raccontatemi pure. Certamente, signora Madonna Immacolata. Angioletti, parlate pure, senza timore. Tutti i giorni, ripeto tutti i giorni, San Pietro ce lo diceva, anche la domenica, tutti i giorni. Non è vero, bambini. Angioletti, siete sicuri? Certo che sì, altro che... Ma perché non ve ne andate a giocare? Magari tra le nuvolette, è una bella giornata. Prego, andate. San Pietro, Sì. basta, non ti arrabbiare. Sicuramente non sarà colpa loro. Noi diciamo solo la verità, live! Live! Quant'è antipatica questa parola. Adesso volete andare via? Noi abbiamo cose importanti da discutere. Grazie Angioletti per le notizie che mi avete dato. Adesso potete andare. Andiamo! Arrivederci! Arrivederci. Arrivederci. Allora era come pensavo. Pietro, te lo avevo letto negli occhi che eri stato tu. Padre, scusatemi. Poi leggete nel cuore, poi leggete nell'anima di tutti noi. E voi lo sapete, che io non ho peccato, e se l'ho fatto è stato una volta sola. Solo che qui in paradiso le notizie volano da nuvola a nuvola e li sanno subito su tutti. Padre, voi che siete misericordioso, vi prego, perdonatemi di questa mia grande debolezza. Caro, mi sembra sincero. Magari non l'avrà fatto per cattiveria. Padre, lo penso anch'io.
E va bene. Ti perdono. Grazie. Grazie, Dio misericordioso, Dio onnipotente, grazie. Però, che c'è San Pietro? Parla, non temere. Sì, Ma stai attento a quello che dici. d'accordo. Padre Santo, Dio immenso, voi che tutto potete, voi che tutto vedete e voi che tutto riuscite a fare. Io dico, perché? Noi lo sappiamo che non siete voi a far succedere queste cose, ma voi nella vostra grandezza, nella vostra immensità, tutte queste brutte cose nella terra, se solo lo vorreste, non le fareste succedere. O sbaglio? Ma certo che non le fa succedere. Mio padre ha un cuore grande così. Gesù, ma anche tu sei tanto buono. Annunciazione, annunciazione, annunciazione. Scusatemi se mi intrometto in questa amorevole famiglia, però ho un annuncio importante a fare a voi, mio grandioso, mio illustrissimo e misericordioso. Lascia perdere, Gabriele, i convenevoli. Fai un inchino e dammi la notizia. Almeno speriamo che sia buono. San Pietro, non cominciamo a dare sentenze. Aspettiamo Gabriele. Sì, mia Madonna. Gabriele, Benissimo. parlate. Sì, ecco, subito, qui fuori ci sono tutti i santi che protestano e hanno delegato a Padre Pio di Pietrelcina, a Madre Teresa di Calcutta, anche a San Francesco di Paola e a Santa Caterina e anche a Santa Rita e vogliono parlare con voi. Quanti? 5 addirittura. E non potevano aspettare. Lo sanno bene che domani è il giorno delle udienze. Dicono che è troppo importante e che se non li fate entrare sospenderanno le preghiere. Ma questo è un ricatto. Sì, Santo Padre, mi sembra proprio di sì stavolta. Ma questo è inammissibile. Ma come si permettono? Esatto. Calma, non ti arrabbiare. Sicuramente anche loro avranno i devoti e devono dare a loro soddisfazione. Mia madre ha ragione. Facciamoli entrare. Magari avranno qualche suggerimento da darci. E va bene. Gabriele, falli entrare. Subito, mio grande, mio Lascia misericordioso. perdere, Gabriele. Fai l'inchino e falli entrare. Subito. Santi, accomodatevi. È permesso? Avanti, Pio. Madre Teresa, San Francesco di Paola, Santa Caterina, Santa Rita. Pio, dimmi, perché tutta questa urgenza di parlarmi? Scusate la nostra urgenza, ma la cosa è di estrema importanza. Pio, parlate pure, siamo qui per ascoltarvi. Ultimamente sono arrivati dalla terra delle proteste degli esseri umani e non riusciamo a contenerle. Le proteste? Ma quale proteste? Vedete, mio Dio, voi lo sapete, io quando parlo sono molto sbrigativo e le cose le dico chiaro chiaro. Per esempio dalle mie parti, dalle nostre parti nel sud, la gente è molto povera, la gente soffre tanto, la gente piange e poi
Scusate, San Pio, lo sappiamo, al sud, in meridione c'è tanta povertà, ma la stessa cosa succede in Italia, succede nel mondo, la povertà è dovunque, non possiamo pensare ai nostri paesi, se no, dove andiamo a finire? E va bene, basta con tutte queste discussioni e andiamo avanti. Lasciamo parlare Padre Pio. Dai Pio, di quello che devi dire. Mio Dio, io vi volevo chiedere di essere più clemente con gli esseri umani, perché naturalmente abbiamo visto che provengono dalla terra tante lamentele, tante pianti, e la gente vi chiede umilmente perdono, e io sono convinto che stavolta che sono sinceri. E per questo, mio Dio, noi vi chiediamo di evitare di mandare sulla terra tutte queste disgrazie, tutti questi terremoti, maremoti, epidemie, guerre. Ve lo chiediamo umilmente, mio Dio. Oh! Ma io mi sono scocciato! Ma come siete tutti impazziti? Ma come ve lo devo dire? Come? Io non ho mandato niente sulla terra! La colpa è degli esseri umani, alla loro malvagità, alla loro sete di potere. Ma come ve lo devo far capire? Come? Ecco, miei cari santi, ve l'avevo detto io che il Signore nostro Dio non è capace di fare tutte queste cose. No, non è stato Lui. Mio Dio, tutti sanno così, che voi siete molto arrabbiato e perciò mandate sempre catastrofi in tutto il mondo. Io a qualcuno l'ho detto, ma nessuno mi vede. È la verità, mio Signore, pure io ci ho provato, ma nessuno ci vede che voi non siete arrabbiati. Sì. Ma io sono arrabbiato. Ah, allora siete arrabbiato? Ma certamente sono molto arrabbiato, perché gli uomini mi offendono tutti i giorni. Ma nonostante ciò non ho fatto quello di cui mi si accusa. Ecco, avete sentito? Ve l'avevo detto io che stavo arrabbiato, perché non è stato Lui. E allora adesso come facciamo? A dire a tutti che non siete stato voi a mandare tutti questi disastri. Sono tutti convinti che la colpa è vostra. Padre, dobbiamo fare qualche cosa. Sì, caro, fatti venire un'idea. Io? Piuttosto tu, San Pietro? Io? Bella madre mia, Proprio San Pietro. E lui è solo buono ad aprire porte e cancelli. E invece tocca a lui. San Pietro, fatti venire un'idea, perché la colpa di tutto questo putiferio è solo tua. Dio Altissimo, Madonna, Gesù, tutti i santi, io in realtà un'idea ce l'avrei. Ah, davvero? Sì. E sentiamo, San Pietro. Ecco, l'idea sarebbe... Stiamo aspettando! Un attimo, anche i santi devono avere il loro tempo di pensare. Padre Altissimo, voi siete immenso, siete grandissimo, e se voi volete riconciliarvi con gli esseri umani, voi dovete allora dimostrare un'azione eclatante, un grande gesto. E che cosa posso fare? Ecco,
io pensavo, voi dovreste fare ritornare vostro figlio Gesù di nuovo sulla terra, la vigilia di Natale. Se questa volta però gli uomini lo accetteranno come un re, come un principe, come il figlio di Dio, allora solamente voi potreste prendere in considerazione il ravvedimento degli umani e non fare succedere più tutte queste disgrazie nella terra e far ritornare nuovamente luce su questo mondo. Ecco, questa è l'idea. Ma perché per caso voi avreste altre idee? No. E allora fatele fare le idee a chi è più anziano di voi, un po' più di rispetto per i santi anziani. Non c'è più paradiso. Bando alle chiacchiere. Gesù, hai sentito che hanno detto? Certo che ho sentito, mica sono diventato sordo. Gesù, ritorna sulla terra. Tu sei l'unica nostra salvezza. Aiuta gli uomini a redimersi. Allora, Gesù, che dici? Ci vuoi tornare sulla terra? Ma comprendetelo, povero figlio mio, sulla terra ha sofferto così tanto. Io? Tornare sulla terra? Ma neanche per sogno! Ma voi ricordate benissimo cosa mi hanno fatto l'ultima volta? Mi hanno crocifisso! Lo sappiamo! Lo sapete! E allora, se lo sapete, lasciate perdere. Io ancora sento il dolore dei chiodi nei piedi e nelle mani. Effettivamente i chiodi nella carne fanno molto male. Tu li hai provati? Non ma lo immagino. Io invece non me lo immagino. Io il dolore me lo ricordo bene. Le carni strappate dalle frustate, la corona di spine sulla testa e la croce caricata sulle mie spalle. Povero figlio mio. Beh, se Gesù non vuole, qua bisogna trovare un'altra idea. Un momento, va bene. Se mio padre me lo chiede, io sono disposto a sacrificarmi un'altra volta. Oh Gesù, tu sei tanto buono. Ma stai tranquillo, non ti preoccupare. Questa volta non sarai crocifisso, perché spero che gli uomini, gli esseri umani abbiano capito la lezione. Sì, speriamo che l'abbiano capita la lezione. E
ma bisogna avere fiducia, perché sulla terra ci sono ancora tanti uomini che aspettano un segnale, una speranza, una luce. Sono d'accordo anch'io. Bisogna dare un'altra possibilità. Sarà difficile, ma bisogna tentare. D'altronde i chiodi. Eh sì, i chiodi intanto me li becco io. Mio Gesù, perdonatemi, non volevo dire questo. E va bene, basta. Ho deciso che Gesù ritorni sulla terra. Gesù, figlio mio, vatti a preparare la valigia che tra un po' deve partire. E va bene. Adesso ritorno sulla terra. Vado a preparare la valigia. E mi vado a preparare pure io. No, Maria, tu a questo viaggio non partecipi. Resti a casa. Tuo figlio è grande, ce la può cavare da solo. Ma scusate, Padre Altissimo, ho sentito parlare di valigia. Ma Gesù non deve ritornare sulla terra in una grotta, al freddo, al gelo, col bue, l'asinello. E dove entra la valigia? No, questa volta cambiamo. Ma come cambiamo? Questa volta il mio figlio non sarà un bambino. No. Non nascerà in una grotta al freddo e al gelo. E come pensi di farlo arrivare sulla terra? Questa volta il figlio di Dio sarà un barbone con la valigia di cartone. Un barbone? Sì, un barbone in cerca di pane, alloggio e affetto. Arriverà sulla terra la vigilia di Natale, stanco, affamato e tanto bisogno di calore umano. E che farà? Ho capito. Busserà a tutte le porte e chiederà un pezzo di pane, chiederà affetto, un letto caldo e arriverà proprio alla vigilia di Natale. E se nessuno lo accoglierà e lo lasceranno in strada, affamato e al freddo. Oh, Madonna mia, e che succederà? Succederà che mi dispiace, ma la terra non si salverà. Dalle 1000 tragedie che ancora per molti anni gli piomberanno addosso. Ma perché? Perché vuol dire che gli esseri umani hanno lasciato che trionfasse il male e hanno smarrito l'amore. Sì, l'amore verso il prossimo, la natura, gli animali, la terra, la vita. Tutto quell'amore che gli ho donato tanto tempo fa. Questa volta andrà bene, ne sono sicuro. Mio Dio, se Gesù torna sulla terra e viene in India, io sono sicura che qualcuno la accoglierà nella propria casa. Mio Dio, farlo arrivare a Pietralcina. Là la gente è tanto buona, tanto umile, che sicuramente troverà qualcuno che gli aprirà le porte. Basta. Adesso andate ad avvisare il mondo della sua venuta e sperate che vi credano. Va bene, allora andiamo
ad avvisare gli altri santi della decisione. Sì, sia fatta la volontà di Dio. Sia fatta la vostra volontà. Mio Dio, siete un Dio veramente misericordioso. Lo so. Mia cara, adesso andiamo anche noi a vedere come lo accolgono. Ma bravi miei fedelissimi! Adesso andate e convincete gli umani a venire con noi! Ho vinto! Gesù scenderà sulla terra proprio la notte di Natale come un barbone! E chiederà ospitalità, ma nessuno sarà disposto a fare un tale gesto d'amore. Figuriamoci, già mi immagino la scena, lo derideranno, lo prenderanno a calci e lo cacceranno via. Ho vinto, miei fidi servitori, preparatevi, questo sarà un Natale che nessuno mai scorderà. Ma dico io, sì, vuoi cambiare il mondo? Come uno straccione devi arrivare. Io sono d'accordo, hai ragione, però almeno la valigia me la potevi dare più leggera. Questa qua pesa un accidente. Sono tutto sudato, sono stanco di portarla dietro. Salvatore, Antonio, c'è uno che ti uscirà con l'ignacio, ma una valigia. Pronto?
Fermati! Che volete da me? Fermati! La valigia. La valigia, perché dovete partire? Non è che spiritoso che sei. Come spiritoso? Stai zitto! Dobbiamo prendere la partita! Scappa all'estero! Io zitto sono! Zitto sono! Ma che? Piglia, Che piglia, sei pesante una rivalsalla. Aspetta, provo io, aspetta! Vieni qua! Puntalo sullo spazio! Ma che state facendo? Dico io! Stai zitto. E io zitto sono! Stai zitto. Ma che c'è? Non ti credive. Ma che ne sai? Ma io ve l'avevo detto che è pesante, lo dicevo io! Pesante, e che c'è? Come che c'è? Aspetta, provo ancora, aspetta! Lo volete sapere cosa c'è? Io prima non ci avevo pensato, poi riflettendo bene ho capito. Che hai capito? Come? Che c'è? Ma lo volete sapere veramente? Dici cosa c'è? Dentro questa valigia ci sono tutti i mali del mondo, l'egoismo, la malvagità e poi tutte le cose più brutte. Per questo è così pesante. Ma che sta dicendo? Ma che cosa? E solo io la posso portare questa valigia, solo io. È così tu. Come chi sono io? Io sono Gesù, il figlio di Dio. E io sogno Napoleone. E tu chi sei? Io mi sogno! Io sono Giuseppe Garibaldi, eroe dei quattro mondi! Oh, piacere, Gesù. Gesù! Mattino, Tu sei figlio di Dio allora! Avete visto? L'avete capito finalmente? Mattino, amore, sapete che sono più Non forte? mi suppone! Io sono dici che è Gesù! Figlio di Dio! Ma chi? Vediamo il La solito! valigia così è rutta, dalla che è rutta. Aspetta, prova ancora, prova! Non mi Amore, credete? sapete, ma Non mi credete? Tentani finire stasera. Quanta gente che vuole un padre nella nostra vita, chi come? È Gesù! Mattino, Ma come? Aspettate, non mi credete? no, non ti crediamo. Come non mi credete? Dimostralo. Io sono Gesù, il figlio di Dio! Ma va dentro, vedremo. Ma può essere che è Gesù, non può essere! Come mai? Non mi hanno riconosciuto! Ah, certo! È normale! Loro si aspettano un bambino che nasce in una grotta. Ah, la grotta così umida che ancora porto addosso i dolori per tutta quell'umidità. Sì, vabbè, c'era il bue, l'asinello, ma in quella grotta ci voleva una stufa, anzi un camino, altro che bue e asinello. Ma comunque adesso vado, se no faccio tardi. Eccezione nell'uomo.
è normale, ero neonato. Invece adesso è la parola, la voce di Dio che parla attraverso Lui. Ciao. Marchetto. Sono Gesù. Io sono colui che sta al tuo fianco, quello che non perde mai la fede nei tuoi sogni. Sono quello che sorveglia il tuo cammino e ti protegge nei tuoi impegni per evitarti incidenti o incontri spiacevoli. Sì, io sono colui che ti suggerisce quelle ispirazioni che tu credi essere tue grandi idee. Io sono colui che trattiene i tuoi passi quando ti avvicini a luoghi e situazioni che ti mettono in pericolo. Io sono colui che piange per te quando tu con la tua ostinazione insisti nel fare tutto il contrario solo per sfidare il mondo. Quante notti trascorsi al tuo capezzale per proteggere la tua salute, per curare la tua febbre e rinnovare le tue energie. Quante volte ti ho convinto affinché tu non salissi su quell'autobus, carro e persino aeroplano. Per quanti percorsi oscuri io ti ho guidato con sicurezza. Non so, ho perso il conto, ma questo non importa. Quello che importa realmente è quello che mi lascia triste e preoccupato è quando tu assumi il ruolo di vittima del mondo, quando tu non credi nelle tue capacità di risolvere i problemi, quando tu accetti le situazioni come insolubili, quando tu smetti di lottare o semplicemente impreghi per tutto e per tutti, quando ti rifiuti di essere felice ed incolpi gli altri della tua infelicità, quando tu smetti di sorridere e sostieni che non ci siano validi motivi per ridere, mentre il mondo è stracolmo di cose meravigliose, quando tu dimentichi persino di me. Io sono Gesù, colui che Dio offrì per morire al tuo posto sulla croce del Calvario in sacrificio, affinché i peccati del mondo fossero redenti. Poiché mi è consentito di parlare direttamente con te, mi piacerebbe ricordarti che io sto sempre al tuo fianco, anche se tu credi di essere completamente solo e abbandonato. Anche in questo preciso momento io sto afferrando la tua mano, sto consolando il tuo cuore, sto guardandoti, poiché ti amo troppo. Rimango triste con la tua tristezza, ma io so che tu sei nato per adorare il Padre mio che sta nei cieli. Ringrazio Lui per l'opportunità benedetta che mi è data di conoscerti e badare a te, perché tu sei realmente molto speciale per me. Io sono Gesù e credo in te. Prega, loda, ringrazia. Io sto qui con te. Buon Natale a tutti.
interpreti. Il primo ladrone, Nicola Di Vita. Secondo ladrone, Salvatore Dailone. Noi dei quattro mondi, signore, che altro che due, no! Santa Rita da Cascia, Pina Rizzo. Santa Caterina da Siena, Caterina Carta. San Francesco di Paola, Peppe Corso. Madre Teresa di Calcutta, Pina Corso. Padre Pio, Enzo Mannone. L'Arcangelo Gabriele, Pina Maimone. Annunciazione! La prima angioletta, la più piccolina, Giulia Giacalone. Il secondo angioletto, Daniele Matta. Il terzo angioletto, Alberto Campagna. Il diavolo tentatore, diventato angioletto, Simone Dalia. San Pietro, Antonio Dalia. Scusate, non siete in ferramenta, dovrei fare le duplicazioni delle chiavi. Me l'ha chiesto Padre Pio. La Madonna, Angela Incoglia. Gesù, Giacomo Giacalone. E per finire, il misericordioso, l'onnipotente, l'immenso, il grandioso Dio, Mario Monteleone. Adesso non siete più arrabbiati. Le canzoni sono state eseguite da Tonino Fiorentino, Anna Maria Piombino e Caterina Monticciolo. Luci, audio ed effetti, Peppe Scivolone. Trucco e parrucco, Angela Corso. Riprese video, Serena Di Fazio. Scenografie, Angela Ingoglia. Direttamente. Questa rappresentazione nasce da una originale idea proposta da Enzo Mannone e Caterina Monticciolo e realizzata con l'aiuto di Antonio Dalia e Angela Ingoglia e di tutti noi soci. A tutti, suggeritrice Michela Ciarà.